Gadda nel castello di Udine, il suo libro di racconti, dice di essere un profittatore di guerra, tanto è stato forte l'influenza che la guerra vissuta qui sul fronte delle Alpi Carniche e poi sull'Isonzo ha condizionato la sua scrittura. Nel ricordare questo suo periodo passato in Friuli, Gadda rammenta un episodio. Lui avrebbe dovuto incontrare il fratello durante una licenza alla stazione di Udine ed era già tutto pronto per l'incontro, se non che a un certo punto, preso dall'ansia del dovere e dell'ordine militare, ha rinunciato e non ha più incontrato il fratello. Il fratello è morto in guerra e questo episodio ha inciso profondamente sul proseguo della scrittura di Gadda, tanto è vero che nel romanzo, uno dei suoi romanzi forse più importanti, La cognizione del dolore, questo è lo spunto per parlare del suo rapporto con la famiglia, con la madre, con gli altri e per in qualche modo anticipare o portare a termine quella che è la sua visione del mondo letterario dal punto di vista della scrittura. Una scrittura che, volendo parlare del dentro e del fuori, del sé, degli altri, di tutti i rapporti, evidentemente deve usare dei linguaggi molto diversi, dialettali, tecnici, italiani, retorici, purissimi, letterari. E quindi ha dato vita a questo suo pastiche, che è la caratteristica di Gadda, che ha fatto di Gadda un personaggio e uno scrittore cui tutta l'avanguardia degli anni 60 ha fatto riferimento. Nel ricordare Udine la trasfigura da un punto di vista letterario, quindi Udine diventa per Gadda il luogo della giovinezza, il luogo da cui però dal suo castello si possono vedere le Alpi Carniche, che descrive con degli aggettivi molto significativi: blu cobalto il cielo, grigio screziato di ghiaccio le montagne. Quindi le montagne sicuramente e le trincee e i ricordi di guerra sono fondamentali, così fondamentale la stazione di Udine, probabilmente anche il percorso dalla stazione al castello di Udine, ma è evidentemente una proiezione fortemente simbolica in cui accanto alla bellezza delle montagne si percepisce il dolore, la cognizione del dolore umano e quindi in questa contraddizione, in questa come in tante altre contraddizioni, vive l'opera poetica di Carlo Emilio Gadda.